Ulysses Moore, una serie di romanzi fantasy. La storia si svolge in un piccolo paese da qualche parte in Inghilterra, dove di preciso non si sa. Alcuni abitanti si sono premurati di nascondere le sue tracce. La ferrovia è interrotta, non è indicato sulle mappe stradali. Perché? Perché Kilmore Cove, questo è il suo nome, è un posto speciale. In questo paesino sperduto ci sono delle porte che una volta oltrepassate ti fanno arrivare in luoghi lontani nello spazio e nel tempo. Antico Egitto, la Venezia rinascimentale e tanti altri luoghi, chi lo sa quanti. Per aprire queste porte ci vogliono delle chiavi speciali. Una ha la forma di alligatore, una di istrice, una di rana, una di picchio. Ulysses Moore, per proteggere questa meraviglia e per impedire che finisse in mani sbagliate, prima di scomparire lui stesso, si è dato un bel po' da fare per celare al mondo le porte, le chiavi e questo luogo. Però in città sono arrivati due nuovi ragazzini, due gemelli, Jason e Julia, che vanno ad abitare nella casa sulla scogliera dove un tempo abitava Ulysses. Forse ha voluto lui che arrivassero, chi lo sa. I gemelli fanno amicizia con Rick, i tre amici si imbattono nelle chiavi. Un caso? Forse, e da lì inizia la loro avventura.